Un buon pomeriggio a tutti, benvenuti nella prestigiosa sala Oriana Falacci del Consiglio regionale del Veneto. Dunque, sono particolarmente onorata perché credo sia l'ultima conferenza stampa di questa legislatura per quanto riguarda il Consiglio regionale e quindi sono anche emozionata, lo devo dire. Vorrei approfittarne per ringraziare tutti coloro che mi hanno dato la possibilità di portare in questa sala attività, persone, esperienze del mio territorio. Sono un polesana, quando appaio si sa che porto un'attività della mia terra. E quindi, insomma, oggi poi in particolar modo ringrazio chi è qui presente. Non vogliono essere ringraziati, ma lo faccio lo stesso perché Milva è stato il mio superpotere per 5 anni, quindi davvero mi ha aperto una cerniera dal cuore e mi ha aiutato anche a muovermi all'interno degli uffici regionali, non era facile. Io arrivavo da un piccolo paesino della provincia di Rovigo, avevo fatto amministrazione, ma la regione non l'avevo mai toccata con mano, insomma mettere i piedi su questi pavimenti e soprattutto la testa su quelle carte non era facile, quindi grazie per tutto quello che hai fatto. Poi ringrazio dottor Ferrati per l'ufficio stampa del Consiglio regionale, ha fatto miracoli. Ringrazio i nostri tecnici Alberto e Massimo là dietro le quinte che però davvero hanno fatto l'impossibile per tutti noi. Ringrazio Sebastiano Mescolotto, ringrazio Attila, ringrazio davvero tutti coloro che mi hanno dato una mano all'interno di questa sala e fuori da questa sala. In primis il Consiglio regionale del Veneto che mi ha accolta, nel bene e nel male, e mi ha accolta e mi ha dato la possibilità di esprimermi e di portare con più forza possibile l'amore per la mia terra. Allora, se mi commuovo, non ce la posso fare. Oggi volevo concludere questa mia esperienza, insomma, nelle varie conferenze stampa che ho portato, con un progetto dedicato alle donne. Io che in questi anni davvero ho cercato di portare più possibile la voce delle donne, delle amministratrici, ma di tutte le donne del mio Polesine, non potevo far altro che dedicare l'ultima conferenza stampa di questa legislatura a loro, le donne. Allora, al di là delle donne e delle loro esperienze, vorrei condividere con voi un messaggio di speranza, di amore, di resilienza, che la utilizzano tanti questa parola, è molto inflazionata, invece secondo me andrebbe utilizzata nel verso giusto e nei momenti giusti. Voglio portare, e dico voglio, non vorrei, voglio portare un inno alla forza interiore di tutte noi che abbiamo, indipendentemente dall'età e dalle esperienze, abbiamo conosciuto momenti bui, difficili, momenti di grande fragilità, ma che grazie al potere del gruppo, delle passioni, e in questo caso dell'arte, abbiamo saputo trasformare il dolore in una luce che illumina e illuminerà il cammino verso il futuro. Allora, immaginate voi da casa donne che hanno attraversato strade impervie, colme di sfide, colme di ostacoli e che hanno portato nel cuore delle cicatrici indelebili e ricordi di sofferenze passate. Ogni esperienza difficile, ogni caduta, ogni segno ci ha fatto crescere, trasformando le nostre vite in percorsi di coraggio e di rinascita. Dopo di me verranno raccontate alcune esperienze, poi vi spiego bene di chi si tratta, ma io vorrei raccontare quella di una bimba di 9 anni che abita in un piccolo paese del Polesine, che torna a casa da scuola, quarta elementare, e non trova più la mamma.
non c'è più, è andata via. Non sa dov'è, non sa come chiamarla. Le danno delle spiegazioni a questa bambina, insomma, normale. I bimbi poi fanno tante domande, no? Per fortuna, perché sono curiosi, in questo caso le domande erano anche di più. Non c'era più traccia di quella mamma. La bimba viene cresciuta, cresce, serena, tutto sommato. Viene cresciuta dal padre, viene cresciuta dalla nonna paterna e si aggrappa con tutte le sue forze allo studio, perché la nonna era un'insegnante e quella nonna ha insegnato a quella bimba che la cultura ti salva, la cultura ti porta fuori da qualsiasi dramma. Mi diceva, l'ignoranza è una colpa, perché puoi scegliere se studiare oppure no. Puoi scegliere se seguire il percorso dettato dai tuoi genitori, dalla scuola, oppure no. Puoi scegliere di continuare a studiare seguendo quello che più ti piace. Mi diceva, non scegliere l'università sulla base di proiezioni, di percentuali. Scegli l'università sulla base delle tue passioni, perché è l'unica maniera per salvarti. È stato così anche per la danza. Quella bambina aveva già iniziato a 3 anni a studiare danza classica, ha continuato, poi ad un certo punto, quando entri in accademia, ti controllano, ti guardano bene la fisicità. Se hai certi tipi di forma non puoi fare danza classica e quindi vai a fare danza moderna, vai a fare altro, se ti piace. E quella passione per quella bambina ha continuato e con lo studio e con la danza quella bambina ha colmato anche i tempi vuoti, quelli che erano più oscuri. Le sue passioni hanno dato a quella bimba la possibilità di credere che in fondo nella vita c'è sempre speranza, c'è sempre spazio per il cuore, c'è sempre spazio per perdonare, c'è sempre spazio per amare indipendentemente da motivazioni che non esistono. Quella bambina ad una certa età ha dovuto pagare caro il prezzo di un abbandono. Quella bambina ha avuto disturbi alimentari, li ha superati con tenacia, proseguendo nelle sue passioni, credendo in se stessa, ma soprattutto l'ha superata attraverso un gruppo di persone che avevano subito più o meno le stesse difficoltà. Quella bambina oggi è consigliere regionale del Veneto. Dunque, questa era la mia storia, raccontata molto in sintesi, ma che mi dà la possibilità di presentare il gruppo di oggi, il progetto di oggi. Oggi, in questa sala, presentiamo il progetto di Carolyn Smith, Sensual Dance Fit, promosso dalla scuola Fantasy Fly Dance di Rovigo, un gruppo di donne con esperienze diverse, con carriere diverse, con vite diverse, ma che nel momento in cui solcano quella sala da ballo o quei palchi sono tutte uguali. Con me in questa sala abbiamo Natalia Scilova, insegnante, che poi chiameremo sul palco, Chiara Bragion, Katiuscia Budri, Patrizia Cecchini e Beatrice Vigato. Io credo che meglio di me possa presentare il progetto qualcun altro, per cui chiedo cortesemente ad Alberto e Massimo di agevolare il video. Ciao a tutti, sono Carolyn Smith. Voglio ringraziare la consigliera regionale del Veneto, Laura Cestari, per questo invito e per aver voluto dare spazio al mio progetto Sensual Dance Fit in occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Sensual Dance Fit è un percorso di rinascita personale, un viaggio attraverso il movimento, la musica e la consapevolezza del proprio corpo. È un modo per ritrovare la fiducia e autostima in se stesse, per risentire
donne forti, sensuali e libere, e a prescindere dall'età o dalla difficoltà che la vita ci mette davanti. E dal 2017, nato dal cuore, sta diffondendo in tutta Italia, in particolare che abbia trovato a Rovigo grazie alla scuola Fantasy Fly Dance e all'insegnante Natalia Shilova. Un gruppo di donne straordinarie che con entusiasmo e coraggio hanno abbracciato questo progetto. Ringrazio di cuore tutte voi che partecipate e condividete la vostra esperienza. Siete la dimostrazione che attraverso la danza si può rinascere e ritrovare energia e autostima. Anche un grazie speciale anche al Consiglio regionale per Veneto per il sostegno e la sensibilità nel valorizzare un progetto che parla di benessere femminile e prevenzione. Un grande abbraccio a tutti e buon lavoro per questa bellissima conferenza stampa. Non mollare mai. Ringraziamo anche noi, ovviamente, Caroline, che magari, no, sicuramente, insomma, se non ci sta seguendo adesso, però poi vedrà ovviamente il video. Insomma, ricordiamo che siamo in diretta sulla pagina del Consiglio regionale del Veneto e sulla mia personale. Avrebbe voluto essere con noi, ma è fuori Veneto, insomma, ci siamo parlate ieri, quindi insomma, però ha voluto comunque essere presente e donarci questo video. Bando alle ciance, adesso chiamo qui di fianco a me la grandiosa Natalia Shilova. Buongiorno a tutti, grazie per questo bellissimo invito e soprattutto un grazie particolare alla dottoressa Laura Cettari per averci dato questa opportunità di condividere con tutti voi il nostro progetto, il nostro essere, che siamo 8 anni che siamo a Rovigo. Dopo questa confidenza di Laura è veramente fortissima, ci ha fatto commuovere, bello, veramente bello, è entrato nel cuore. Poi la sorpresa di avere con noi Caroline, un dono prezioso, perché sappiamo che non ha tempo, però è sempre con noi, è stata la nostra ospite nella nostra scuola di onore, quindi abbiamo un legame più che familiare, quindi ringrazio anche per questo. E poi per conoscere un po' il progetto, da 8 anni che siamo a Rovigo, che portiamo questa voce, un progetto rivoluzionario di noi donne, perché ci dà non solo la danza, ci dà tantissimo coraggio di portare avanti la vita, ci dà tantissima emozione. Una donna quando entra in classe si trasforma, c'è una trasformazione che dentro che fuori, con ogni lady che entra dalla prima lezione, passa poco mesi, settimane, tu la vedi già brillante, raggiante, impara a sorridere, impara a guardare lo specchio e soprattutto se noi parliamo di una donna moderna sappiamo che ha 1000 impegni, non ha tempo per sé, praticamente io trovo le donne con delle famiglie con situazioni veramente drammatiche familiari, poi trovo le donne con le situazioni di salute drammatiche e ci sono altri problemi che sempre fanno parte di ognuno di noi, che una volta quando entra in classe, passando 2 ore alla settimana, li dimentica. Io dico alle mie allieve, quando entrate, il mondo lasciamo fuori. E qui siamo tutti belli, dobbiamo coccolarsi, dobbiamo sorridere, imparare a essere felice. Questo diciamo che cerchiamo di creare giorno per giorno, eccoci con noi, giorno per giorno, lezione per lezione. E cosa posso dire? Sono orgogliosa di portare avanti questo progetto insieme con Caroline, che è sempre stata accanto a noi, che con lei abbiamo formazione 3-4 volte all'anno, istruite personalmente da lei per guidare le donne.
E poi sono orgogliosa di avere, perché dico sempre ho già un'altra famiglia, ho la mia famiglia splendida, ma la famiglia di donne è una forza enorme che con me a fianco, come adesso siamo anche un po' presenti, ma siamo veramente tantissimi, ci vogliamo bene tra di noi, c'è un grande coraggio di portare avanti la vita con un altro aspetto quando siamo fuori, molto più bello, molto più raggiante. Cioè, una donna impara a creare se stessa attraverso la danza, semplici passi di danza, e impara a creare la propria realtà con un angolo diverso, no? Con uno sguardo diverso, sguardo che ti porta a affrontare diversi problemi con un bel sorriso. Cioè, questa è, diciamo, la nostra arma. E poi ovviamente il fattore di benessere, questo è molto molto notevole, perché ho avuto delle donne che quando entravano prima di iscriversi mi chiedevano: ma posso ballare perché non ho sensibilità delle gambe? Dico, tu devi ballare. E infatti tra qualche mese mette il tacco per ballare e per camminare. Le braccia, cioè, non riesco a muovermi. Prova, infatti tra qualche mese lei fa tutto, quindi è un riavvio anche fisico, di salute, di corpo, di tutto l'insieme. E poi problematiche, come ho già detto, i motivi, che tutti noi abbiamo il nostro carico da risolvere, da portare avanti, però quando entri e prendi questa energia di emozione, di passione, di quello che creiamo insieme, di volerci bene, e diventi diversa. C'è una crescita personale di ognuno di noi, compreso me compresa, che ti dà un'altra realtà e affronti i problemi con un bel sorriso e vedi che è tutto possibile. Non esiste una cosa che ti fermi, è veramente la famiglia con chi adesso io tutti i giorni in classe mi dà tanta forza, tanto coraggio, tanta felicità. E soprattutto la danza è sempre ormai diventata la passione, noi balliamo anche a casa addirittura. E niente, quello piccolo che posso condividere, perché non esistono parole ancora che posso portare avanti ancora il racconto, ma adesso ci fermiamo un attimo con qualcuno, dai, chi vuole per primo? Andiamo con Katiuscia, ok? E vi presento Katiuscia Budri, che è la nostra allieva, che è bellissima donna, e poi andiamo a concludere con altri. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, io ho il piacere di condividere con voi la mia esperienza. Faccio parte di questa scuola di danza da 2 anni, ne approfitto un po' a Ottobre Rosa, ho fatto anch'io le mie visite e arrivo, mi faccio l'intervento, mi faccio la mia terapia e dopo 1 anno sento che mi manca qualcosa e quindi decido di provare una serata di presentazione. E quando vedo le ragazze ballare, le lady, mi rendo conto che mi arriva un'energia particolare. Quindi decido subito di iscrivermi e fin dalle prime lezioni mi rendo conto che alla mente, quando vado a lezione, perché sono concentrata sui passi, sento le altre ragazze, riesco a bloccarla, riesco a fermarla. E questa, devo dire, è una bellissima sensazione. Poi quando siamo nella stanza, il cuore proprio, c'è tutta un'energia, delle condivisioni e quindi poi la mente si ferma, il giorno dopo si torna a quelli che sono i problemi della giornata, la quotidianità, ma hai un'energia diversa. Hai un modo diverso di guardare, di viverti le cose. E pian pianino quel corpo, sono avvocato, faccio un lavoro completamente diverso, però hai un modo, ti muovi proprio in modo diverso, si crea un'armonia tra la testa e il cuore per le emozioni positive che vivi e quel corpo fermo, rigido, comincia a muoversi e tu cominci a danzare. E abbiamo fatto moltissime esperienze fuori, siamo andati a danzare fuori e ti meravigli proprio con te stessa. Quindi è un'esperienza che io consiglierei a tutte le donne, perché è bello essere donna,
è bello star bene con se stessi ed è bello star bene con le altre donne. E questo progetto è proprio un progetto che ti fa acquisire una consapevolezza, ti fa rinascere. Per me è stata una rinascita e per questo vorrei ringraziare la maestra Natalia, perché è una grandissima professionista e per me è fare i movimenti, fare di danza che non l'avevo mai fatta è veramente un'emozione forte. E poi, come dice lei, veramente ti insegna a sorridere con il cuore. Volevo ringraziare Laura Cestari, che ci sostiene e riesce sempre a farmi emozionare, perché parla con il cuore, e il Consiglio regionale per questa occasione, perché ci dà modo di condividere, condivido qualcosa che per me è stata vitale e fondamentale. È bello. Grazie. Bene, allora adesso proseguiamo, grazie per questa tua sì, voi se volete, sì, dopo torniamo per la foto di gruppo ovviamente, sì. Allora, Chiara Bragion, pronti, partenza, via. Buongiorno, è un vero piacere per me portare questa testimonianza, perché io mi prendo questo merito, sono una pioniera, ho creduto in questo progetto quando ancora non si sapeva nulla, era la prima volta che veniva presentato a Rovigo, era la prima volta che nasceva in Italia, quindi parliamo di 8 anni or sono, e io, che sono un'istintiva, curiosa e poi mi annoio con tutto, ho deciso di provare, vedere cos'era. E anche io faccio l'avvocato e per lavoro devo essere molto veloce a capire le situazioni e a valutare le persone. E ho capito subito che il progetto era valido e ho capito subito che la maestra era straordinaria. E Natalia Scilova, pronuncio l'accento giusto, maestra? Era veramente una professionista, una grande coreografa e che credeva nel progetto che presentava. Quindi non era un'imbonitrice, credeva veramente il progetto era valido. Quindi sono stata un'allieva subito felice, era il mio momento egocentrico, dovevo occuparmi di me stessa, basta problemi degli altri, dovevo ricavarmi uno spazio solo per me, ed è stata una scelta felice. Poi è stato un percorso sereno fino a 2 incidenti pressoché sanitari, 2 cose diverse che nel 2022-2023 mi hanno messo alla prova. Aiuto, anch'io mi commuovo. E quindi il mio pensiero era: voglio ritornare a ballare, chissà se ritornerò a ballare, non perché il ballo sia la cosa più importante della vita, avevo la famiglia, avevo tante cose, ma perché era una parte di me e io volevo ritornare alla Chiara che ero prima. Scusate. E quindi, quando i miei globuli bianchi me l'hanno consentito, mi hanno dato il pass e io sono ritornata a ballare. La scelta è stata felicissima, perché appunto lo specchio mi rimanda l'immagine di una persona che ama se stessa, che vuole ritrovare se stessa, che vuole stare bene e stare bene anche con le altre donne, perché davvero quello che è stato creato a Rovigo è un gruppo fantastico. Noi ci chiamiamo la Big Family così sorridendo, ma è vero, siamo un gruppo grandissimo ed è armonioso, e questo il merito insomma va alla maestra, perché non ci sono differenze, lei ci conosce ad una e ci sistema sempre al posto giusto. E ultima cosa, io entro in classe e mi spoglio delle responsabilità che ho detto appunto che per lavoro sono sempre carica come la mia collega, invece lì io sono l'allieva e so che tutto ricade sulla mia maestra e io so che lei farà sempre la scelta migliore per me. E quindi è un progetto che mi accompagnerà, spero, fino alla vecchiaia. Grazie. Grazie di cuore, Chiara. Posso dirvi che stiamo concludendo la legislatura veramente nel modo che amo di più, cioè parlando di donne, di vita e di emozioni. Io anche solo per oggi sono contenta di questa legislatura. Grazie. Sì. Allora, io adesso proseguirei con l'esperienza di Patrizia Cecchini. Buon pomeriggio a tutti, sono Patrizia, ringrazio anch'io assolutamente questa persona splendida che è Laura Cestari, che abbiamo avuto modo di conoscere come persona, come donna e come impegno politico.
Siamo in una meravigliosa città che ci sta abbracciando attraverso questa opportunità di parlarvi al Consiglio regionale, siamo veramente entusiaste. E io vi racconto che sono arrivata una sera con un sogno da bambina che era rimasto in un cassetto, con l'idea di essere una donna che si portava un bagaglio pesantissimo e che ho appoggiato a terra prima di entrare nella sala dove maestra Natalia faceva la serata di presentazione, e ho sentito delle vibrazioni meravigliose che mi hanno toccato il cuore, l'anima e il corpo. E ho detto: io resto qui perché quel momento è stato veramente magico, è stato un contatto con una realtà completamente diversa da quelle che ci sono a livello sociale nei gruppi vari di donne che comunque ho frequentato. E lì dentro è successo che ho capito che davanti a quello specchio, con la musica, con le coreografie, con qualcuno che ti guarda e ti vede esattamente per la donna che sei e che ti sostiene, che ti accompagna, noi riusciamo a trasformarci. E siamo stati tutte siamo state quei bruchi che si sono chiuse prima nel bozzolo, poi nella crisalide, che hanno dovuto liquefare proprio tutte le molecole per arrivare a una trasformazione. E quindi siamo nate farfalle. E la libertà del volo, la libertà di potersi emozionare, di poter partecipare con un gruppo di donne, di persone che vibrano insieme a te, è veramente qualcosa di magico e di entusiasmante. Siamo tutte piccoli frammenti di diamanti, di brillantini, di perline, che all'interno di questa visione caleidoscopica che si crea nella sala della danza riescono a dare insieme un valore e un'immagine che è straordinaria. La vita è chiaro che è una tessitrice che per ognuna di noi crea una trama e un ordito che alle volte non sono quelle che si desidererebbero, e proprio per questo abbiamo la forza di entrare in noi stesse e di creare un'immagine, una sostanza che ci permette di essere agli altri e a noi stesse testimoni della nostra veramente natura più interna, più emotiva, più intima. Noi collaboriamo nel gruppo perché siamo affiatate le une con le altre, ci sentiamo sorelle, e la sorellanza di cui Carolyn Smith parla spesso nella sua presentazione di questo progetto è qualcosa che realmente esiste, ed esiste in questo contesto, cosa che non è facile trovare all'esterno. Il progetto di Carolyn veramente è stata un regalo, un dono che lei ci ha fatto, perché è riuscita a far partecipare tante donne a questo progetto e che contagia le une e le altre questo senso veramente magico, ripeto, perché è qualcosa di toccante, che costruisce le persone, che aiuta ad alleggerire le anime, a guardarci con occhi diversi e a credere che ce la possiamo fare nonostante le patologie, nonostante tutto quello che ci succede, perché la vita non è facile per nessuno, ovviamente, e quindi noi andiamo avanti. Abbiamo una maestra che è qualcosa di straordinario, di meraviglioso, le sue coreografie, le coreografie di Carolyn, la musica e la danza stessa, questi movimenti che si compiono, che ci impegnano a raggiungere un'armonia e un equilibrio con noi stesse, è veramente qualcosa di unico. Per cui è un movimento di donne, è davvero una rivoluzione, è qualcosa che ogni giorno ci rende entusiaste e felici e ci restituisce il sorriso. Ecco, la cosa che veramente fin dall'inizio mi colpì era vedere queste donne con la luce negli occhi e il sorriso, e ripeto, nonostante tutto il resto. Grazie, grazie. Allora, io penso che oggi abbiamo avvicinato anche la regione ai cittadini, no? Allora, molto spesso accade che il cittadino veda l'istituzione regionale qualche cosa di tanto sovraordinato e tanto lontano. La realtà è che siamo più vicini di quanto si creda. Alla fine siamo tutti cittadini, tutti esseri umani, in questo caso tutte donne, con la propria vita, la propria esperienza e anche la voglia di dare un contributo agli altri, in qualsiasi forma questo contributo esca. Io vi voglio ringraziare,
Voglio ringraziarvi anche perché avete sopportato la mia pronuncia sbagliata, perché io ho detto Natalia Scilova da mesi. Quindi è Natalia Scilova, lo diciamo anche a casa? No. Ok, Scilova. Boh, perfetto. Katiuscia è Katuscia, quindi insomma ringraziamo Natalia Scilova che oggi è venuta, insomma, Consiglio regionale del Veneto con la sua squadra, Chiara Bragion, Katuscia Budri, Patrizia Cecchini e Beatrice Vigato. E permettetemi, lei, Beatrice non vuole dire nulla, però lo faccio io per lei, la voglio ringraziare perché mi ha dato la possibilità di conoscere questo fantastico gruppo, mi ha immersa piano piano nel vostro mondo, di fatto stiamo galleggiando assieme, anche se ancora non ho iniziato a partecipare ai vostri corsi, ho un piccolo impegno fino a fine novembre, ma poi magari sì, potrai partecipare, insomma, quindi non è una promessa, però vi assicuro che ci metto tutta la mia buona volontà. La Beatrice adesso è anche la figura femminile che poi di fatto mi segue nella mia vita, e quindi insomma è venuta a mancare la mia nonna e probabilmente mia nonna ha semplicemente passato le consegne a lei. E quindi ecco, il mio personale grazie anche per questo. Grazie per questa fantastica esperienza che stiamo condividendo qui in Consiglio regionale e con chi ci segue a casa in questo momento, o anche solo chi semplicemente cliccherà sul link YouTube del Consiglio regionale del Veneto e deciderà di partecipare insieme a noi a questa esperienza. Per cui grazie, buon lavoro, buona danza, devo dirlo, viva il Veneto, viva il Polesine.